Quindi adesso potete capire anche perché siamo così emozionati, fatemelo dire, perché poi chi fa fisica lo fa perché sente molta passione, quindi c'è anche molta emotività nel fare fisica. Quando, lo dico soprattutto ai giovani, quando sentite parlare di scienze esatte come scienze fredde in cui c'è il numero che domina, guardate, non è affatto così. Il motivo per cui uno fa fisica è perché gli piace l'avventura. Questa è un'avventura, capite? Qui stiamo cercando di toccare, di indagare, di vedere, di testare quelle che sono le particelle elementari e le forze fondamentali presenti in natura, e come ogni avventura ha dei momenti eccitanti. Uno di questi momenti eccitanti è il giorno, o sarà il giorno, in cui incontreremo e vedremo effettivamente questo bosone di Higgs, artefice della massa di tutte le altre particelle. Vabbè, questo penso l'abbiate visto varie volte. Questo è l'anello in cui vengono fatti correre i protoni. Sono 27 chilometri, a un centinaio di metri sottoterra, sono 27 chilometri. Ci sono i protoni che girano in senso orario, quelli che girano in senso antiorario, e ci sono 4 posti, eccoli qua, vedete, questo e questo. In questi posti avvengono queste collisioni che, come vi dicevo, questi urti riproducono in questi lampi, diciamo, in cui avvengono, riproducono quelle condizioni di frazioni di secondo dopo il Big Bang, che secondo noi erano le condizioni presenti nel primo universo. Sì, questo è il progetto dell'energia a cui andrà alla fine la macchina, diciamo. Adesso attualmente la macchina corre a un'energia nel centro di massa che è metà di questa, 7 TeV, fino alla fine del 2012. Poi nel 2013 ci sarà un'interruzione proprio per modificare, diciamo, la macchina e poter ripartire nel 2014 con energia di 14. Nell'Illinois era uno? Sì, quello che era nell'Illinois, vicino al laboratorio Fermilab, vicino a Chicago, era 1 punto qualcosa. Quindi infatti il 14 circa 10 volte di più dell'energia. Lasciamo pure questo, e a questo punto io direi che cerchiamo di convergere verso la fine. Ecco, vi dicevo prima che la grande speranza appunto è a LHC di riuscire per la prima volta ad avere in uno di questi urti la produzione di questo bosone di Higgs, ma questo completerebbe il modello standard. Uno dice, beh, una volta che è completato sei finalmente contento, hai la rispostina da dare a Democrito se un giorno da qualche parte lo incontri, questo signor Democrito, gli dici, guarda, adesso ho capito come sono fatti gli atomi che tu cercavi, è finito qua. Vedete, in fisica è sempre pericoloso, si racconta un aneddoto, ve lo racconto così alleggeriamo anche un po' l'atmosfera. Fine 800, inizio 900, uno studente si rivolge a un famoso professore tedesco che fra l'altro poi avrebbe dato origine alla meccanica quantistica. Comunque si rivolge a questo famoso professore tedesco e dice, guardi professore, a me piace tanto la fisica, vorrei fare una bella tesi di fisica. Allora questo professore lo guarda e dice, sì, dice, guarda il libretto, vedo lei ha buoni voti così, ma dice, guardi, senz'altro le posso dare una tesi, però le dico la verità, in fisica quello che c'era di fondamentale da capire ormai l'abbiamo capito. Erano passati pochi anni dalle equazioni di Maxwell, le leggi dell'elettromagnetismo, poi c'erano le leggi della meccanica di Newton, la termodinamica ormai era stata capita. Cioè, guardi, non si preoccupi per la sua tesi, noi ci sono delle applicazioni da fare. Certo, dice, peccato che lei sia arrivato un po' tardi, perché ormai abbiamo capito le cose fondamentali che c'erano da capire. Comunque vedrà che troviamo qualcosa per la sua tesi. Ecco, questo era proprio all'inizio del Novecento, questo tra l'altro è un episodio vero,
E pensate che 5 anni dopo, 1905 è l'anno in cui Einstein scriverà, io non ho mai capito come abbia potuto in un anno fare, comunque in un anno pubblica i 4 lavori in cui, fra parentesi, c'è il lavoro fondamentale della relatività speciale e quello altrettanto fondamentale ed importante sull'effetto fotoelettrico che darà origine alla meccanica quantistica. Quindi vedete che quando sembrava che ormai la fisica fosse stata capita, messa in scatola e non ci fosse altro da fare se non applicazioni, si è aperto un mondo del tutto nuovo. Ecco, per questo, lo dico sempre soprattutto ai giovani presenti, la costruzione del modello standard io credo che non rappresenti la fine, ma casomai forse rappresenta l'inizio di un percorso che non conosciamo. Questo è il bello di fare questo, è un po' come il navigatore che parte e non sa bene, non c'è nella carta che lui sta seguendo, ci sono delle terre, però non si sa dove sono e come siano fatte queste terre. Ecco, noi non sappiamo queste terre come siano fatte, forse avete letto anche sui giornali la parola supersimmetria, è una nuova grande simmetria che noi pensiamo sia presente in natura. È dall'inizio degli anni *80 che io per esempio lavoro su questa simmetria qua. Non abbiamo ancora segnali che la natura possieda questa appunto supersimmetria, ma la possibilità è presente. Questa prevede l'esistenza di molte nuove particelle supersimmetriche che di nuovo potrebbero essere viste in una macchina come l'LHC. Altra possibilità affascinante, non so se voi vi siete mai posti questa domanda, cioè come mai in questo mondo tutto quello che ci circonda, quello come noi stessi siamo fatti, è sempre rappresentato, vi ricordate, i 3 assi cartesiani, x, y, z. Cioè, in altre parole, noi viviamo con 3 dimensioni dello spazio e poi c'è una dimensione che ci tocca molto da vicino, che è la dimensione del tempo, no? La linea del tempo. Ecco, quindi noi viviamo, operiamo, costruiamo anche le nostre teorie finora in uno spazio che è 3+1 dimensionale, 3 dimensioni spaziali più una temporale. Ma perché proprio queste 3+1 dimensioni? Uno dice, beh, è fatto così, il mondo, guarda, no? Non mi sono messo a costruirlo io, l'ho già trovato, è stato fatto così. Ecco, quello che è interessante è che le teorie che vi dicevo, quelle più avanzate che esistono, chiamate appunto teorie di stringa, ebbene, non esiste nessuna di queste teorie che sia in 3+1 dimensioni. Tutte queste teorie prevedono che esistano nuove dimensioni, altre dimensioni oltre le 3+1. Cioè, in altre parole, noi quello che vediamo, viviamo, tocchiamo è solo una porzione, fra l'altro secondo queste teorie molto piccole, tutto ciò che esiste, che prevede l'esistenza di nuove dimensioni. Ecco, ad esempio, una delle possibilità più affascinanti è che in questi urti ad altissima energia uno possa intravedere la presenza di queste nuove dimensioni che finora sono sempre sfuggite alla nostra percezione. Quindi vedete che c'è un mondo davanti di possibilità senz'altro affascinante ed aperto. Allora credo che adesso andiamo verso la fine e vi voglio menzionare un paio di cose che vi lascio un pochino così, come dire, pendenti per quest'anno, perché l'anno prossimo voi avrete tra le persone che verranno qui per questo ciclo di conferenze il professor Mattarrese, che è un cosmologo, e allora lui poi sviscererà meglio alcuni aspetti di quello che vi dico adesso, però io ve lo butto lì come pensierino per le vacanze di Natale. Cioè, io vi ho detto che nella nostra probabilmente esagerata ambizione di cercare di capire la natura, io vi ho detto che quei 24 mattoni, vi ricordate, più il mattone bosone di Higgs, era tutto ciò di cui è fatto l'universo. Ve l'ho dato come un fatto assodato e come una grande conquista che abbiamo fatto.
Ecco, grande la sorpresa di aver capito che studiando proprio come è fatto l'universo e di che cosa è fatto, tralascio qui le prove sperimentali e vi do il risultato. Ecco, vedete, questo è ancora una volta per capire che poi alla fine, dietro alla nostra grande presunzione di avere capito, non dico tutto, ma tanto della natura, poi ogni volta che uno fa questi grandi passi in avanti si rende anche conto che c'è ancora un mare davanti di cose da capire. E infatti, vedete, qui la rappresentazione è questa. Noi abbiamo conosciuto questa punta qua di un iceberg. Questo iceberg è molto profondo. Ecco, allora se volete, fuori di metafora, questo significa che se voi prendete tutta la materia presente nell'universo, ecco, io quella che vi ho descritto questa sera è la materia che noi vediamo, la materia che viviamo in un certo senso, questo tavolo qua, queste sedie, noi che siamo dentro questa stanza, il nostro sistema solare, la nostra galassia e così via, quello che noi vediamo di tutto questo, anche galassie lontane. Ecco, questa è la materia che è chiamata materia ordinaria, fatta di quei neutroni, di quei protoni, di quegli elettroni, di quei neutrini di cui io vi ho parlato, quei 24 mattoni fondamentali di materia. Ebbene, questa materia, che io vi ho detto è la materia di tutto l'universo, è vero che è presente in tutto l'universo, ma vedete, costituisce, eccolo qua, un 15% di tutta la materia presente nell'universo. Questo è uno dei fatti che ci ridimensiona e che ci dà anche quell'umiltà che forse ogni tanto ci dimentichiamo, che è doverosa verso la natura. Ci dà questa umiltà perché vedete c'è questo 85%, non noccioline, 85% di tutta la materia presente nell'universo che noi non vediamo, non tocchiamo, non sentiamo, se non attraverso gli effetti gravitazionali. Cioè, in altre parole, ad esempio, noi vediamo dei raggi di luce, è formidabile, prendo questa immagine che però ci voleva un po' di tempo per spiegarla. Noi vediamo dei raggi di luce che sono deflessi. Secondo la teoria della relatività, se un raggio di luce passa vicino a un corpo, si piega, si curva, perché lo spazio diventa uno spazio curvo, sarebbe come un tavolo da biliardo, se c'è un buco al centro, la biglia curva, diciamo, anziché andare dritta quando passa vicino a questa buca del tavolo da biliardo al centro. Ecco, noi vediamo questi raggi di luce che curvano, quindi sappiamo che c'è qualcosa che li fa curvare, sappiamo, guardiamo e non c'è assolutamente niente, nulla, non si vede assolutamente nulla. Ecco, questa è una materia, questa materia di cui sono fatti questi oggetti però invisibili, è una materia che non è fatta di protoni, di neutroni come la materia che noi conosciamo, ed è quella che è chiamata materia oscura. Ecco, l'85% della materia presente nell'universo è fatta di questa materia oscura che non rientra in quei 24 oggetti fondamentali che io vi ho mostrato all'inizio. Quindi tutta la nostra così, voglia di dire a Democrito: guarda Democrito, tu ci fai ridere con i tuoi atomi, atomini, tutte queste storie. Noi sappiamo qual è la risposta e vedete che alla fine la risposta che stiamo dando a Democrito riguarda solo questa puntina qua dell'iceberg, della conoscenza di tutta la materia dell'universo, e la gran parte ancora ci sfugge. Forse una parte di questa materia oscura è proprio legata a quelle particelle supersimmetriche, a quelle extra dimensioni dello spazio-tempo di cui vi ho detto prima, e di nuovo LHC potrebbe darci una risposta.